Scatman's World. Bene ragazzi, a tutti dal comandante veneziano, siamo all'autodromo Hermanos Rodriguez, Messico, Gran Premio del Messico appunto. Tempo previsto nuvoloso, ma non è prevista pioggia teoricamente. Siamo 14esimi in griglia, una gara che proprio non amo al Messico. E niente, l'obiettivo è difendere il terzo posto iridato nella classifica mondiale. Raga, andiamo. Vai ragazzi, speriamo bene. Gara non favorevole per il Cume. Andiamo, Gran Premio del Messico, terz'ultima tappa del mondiale. Brutta partenza purtroppo, un 14esimo posto è difficile, però vediamo che riusciamo a combinare. Siamo in un momento positivo, però questo è l'importante. Come si deve buttare si butta. Il De Cresi, mamma mia, grandissimo. Ah, testa coda subito. Testa coda, Verstappen, con Verstappen chiaramente. Safety car in pista ancora, safety car subito, incredibile. Adesso anche con la Ferrari. È successo di tutto. È successo di tutto ragazzi. Vedremo nel replay. Io penso nel primo testa coda, quello più grosso, non ho colpe, forse con la Ferrari sì, ma è il primo giro ragazzi, abbiamo visto fatalità pochi giorni fa al Gran Premio del Messico proprio reale con casini alla prima curva. Nella prima curva tutto è lecito o quasi, infatti Gigi, Hamilton e Rosberg e Verstappen non sono stati danneggiati, penalizzati nella prima parte, nel primo giro, poi ci sono stati casini nell'ultima parte. Diciamo che il primo giro è un po' tutto concesso o quasi. Vediamo se ho danni. Mi è andata anche di culo ragazzi, non ci sono danni. La safety car secondo me è pronta a rientrare. Pazzesco, però pazzesca la prima curva in Messico nella realtà. E qua la stessa cosa è successa quasi. Ha fatto una bella partenza, però è soprattutto bene. Poi Verstappen ha colpito me come al solito, che Verstappen è una merda di uomo. Dopo forse con la Ferrari, però in realtà là cosa potevo fare? Sono stato in pista ed è successo, insomma. Alla fine ci sta, la prima curva è un po' così. E da un po' mancavano le pazzie comendiane dopo 4 gare, 2 primi posti, 2 secondi posti. Mi è andata bene, dai. Ok. Ok, la safety car è pronta a rientrare. Vediamo il carburante. 19. Oh, si è consumate però sono consumate le gomme. Oddio Cristo. Michela Obesotta. Dai. Dai, non ho perso molto, anzi sono sempre abbastanza vicino. E si ricomincia ragazzi, ricomincia la gara. Siamo al quinto giro raga. Adesso prevedo vaneggi di proporzioni biblici. E la Renault è superata, la bananona gialla. Adesso siamo a caccia, il Cume è a caccia. Siamo sesti, va benissimo. Per come erano partiti dovevamo difendere il terzo posto ragazzi. Il prossimo anno voglio la Ferrari, voglio la Scuderia di Manello Fuchs intanto. Qua l'ho un po' rischiata, era un po' stracciata. Non devo perdere contatto però. È una gara dove non sono favorito. Lunghissimo. Mamma mia che male che sono andato qua. Charlie Whiting non mi perdonerà più niente, Bruttissimo errore qua. Ancora lungo, niente, sta gara proprio non mi va giù. Ennesimo errore ancora. Mamma mia ragazzi, che primo giro mamma mia. Sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Malissimo raga, malissimo. Sembra che le Renault che stanno combattendo tra di loro, ma Ricciardo ci sta già dando via merda. No good.
Dai, cazzo, dobbiamo spingere di più con questa McLaren Honda. Ma d'altronde non c'è ritmo, non c'è ritmo purtroppo. Niente, niente, stiamo sbagliando tutte le traiettorie. Tutte le traiettorie sbagliate. Quando è così non c'è niente da fare, fioi. Molto molto male, ma d'altronde me lo sento subito quando la gara non è buona. Miscela standard. No, però abbiamo un piccolo vantaggio, forse su qualcosa dietro. Almeno un po' di fortuna. Ma proprio in questa gara non c'è ritmo per il Kuma. Cazzo, 4 secondi da Palmer. E c'è sicuramente qualcosa dietro. Ah, va nei box. Forse non ho problemi con le gomme. Noi siamo quarti. Andiamo a quello di Michela Grassa, vediamo. Abbiamo due, beh sì. Abbiamo assolutamente carburante. Non riusciamo a prendere ritmo a questa gara. Purtroppo non c'è il ritmo gara, non c'è un cazzo. Le gomme sono al 43%. Dobbiamo almeno tenere il sesto posto. In una gara sfavorevole arrivare sesti con la McLaren non è male. Vedi, sbaglio tutte le traiettorie, niente, sta gara è così, fiori, scusate, ma il Messico è proprio una gara che non mi sconfinfera ancora per il momento. Dopo 2 primi posti e 2 secondi posti nelle ultime 4 gare ci può anche stare. Mamma mia, Raikkonen ci sta girando via merda, ma... Camiseri. Quel paletto se ne va. Anche non possiamo sbagliare questa curva, però... Va bene. Ok, almeno siamo primi, l'unica soddisfazione è questa. Tutti mettono le medie. Ok, distanza dal compagno di scuderia 5,3 secondi. Devo fare giri possibilmente decenti. Però se tutti vanno con le medie vado anch'io, non mi rischio di cambiare strategia. Ok, media anche per me. Ok. Teniamo le gomme sotto... Vabbè, stai zitto, come riesco a parlare, sono troppo concentrato, barra nervoso. Perché sono in difficoltà. Devo riuscire a fare giri decenti, quantomeno sperare nel traffico dietro. Ma la vedo molto dura. Tanto Perez alle soft, ma deve ancora andare ai box chiaramente. Buono, dai comandino, devi tirare come un porco, cazzo. No, aspetto ad andare. Più giri sto dentro, meglio è. Ok, altro giro andato. Ok, mi sono migliorato quantomeno. Mi sono migliorato rispetto al mio best. Sono ancora lontani dalle prestazioni dei primi, però le gomme ci sono ancora, sì, mi sono migliorato. Questo Gran Premio è subdolo per me, purtroppo. Non è di certo un Gran Premio favorevole. (64%). Occhio come. Sempre il rischio foratura anche. Ah, qua presa non bene. Qua mi sono fermato. Ah. Vabbè, beh, in realtà no, però dai, non ho perso. Sì, insomma, 4 decimi rispetto al giro precedente, quindi ho perso non poco.
chiaramente anche le gomme hanno problemi. Vado al prossimo, non a questo, al prossimo, la rischio. Stiamo pensando di cambiare strategia. Il Cume ha voglia di rischiare. Preferisci attenerti al piano A? Ok, ultimo, sul prossimo giro vado ai box. Next lap, box, box, box. Sento veramente le gomme prese molto molto male. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti Ma al basta. stabilito o vuoi provare a cambiare? È lungo. Mamma mia. Le gomme non ci sono più, ragazzi, le gomme non esistono più. Mamma mia. Informazioni su Palmer. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Problemi per Palmer intanto. Mamma mia, è scritto qua il taglio. Mamma mia, che rischio. Problemi per Jolion Palmer. Ok, andiamo ai box perché le gomme non tengono più e Perez ha guadagnato. Sì. Vediamo se sono ancora sesto, ma ho i miei dubbi. Ok, vediamo. Rosberg. Beh, è chiaro che devono ancora andare vengono posto ai box, quindi sesto non posso sicuramente. Speriamo di non finire nel traffico più totale. Ne ho perse tante. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ai ai ai. Sosta per oggi. Poteva andare molto meglio. 17esimi addirittura. Adesso c'è lotta, qua c'è lotta. Devo superare sto trenino di merda. Vediamo come siamo messi col carburante. 2,28, ok. Ecco, no, provaci, provaci, provaci. No, 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 no. Mamma mia che sofferenza. Oggi proprio non ho ritmo, faccio fatica anche con la Sauber, cioè. Quando mi fatica con le Sauber sono cazzi, Almeno adesso qua possiamo superarla con la staccatona della vita. Ok. C'è già Massa qua dietro. Il mitico Pippo. Il mitico Pippo Massa. Ma già faccio fatica a stare dietro la Massa, fioi. Ai ai ai. Le dura, le dura, le dura. La superiamo. Verlaine. Siamo 15esimi. Abbiamo anche la miscela grassa, proprio non stiamo dietro, non abbiamo ritmo, non c'è ritmo, signori. Proviamoci. È un bel... c'è un bel trenino. Non tutti magari. Bravo Kume. Ok. Qualcuno mi ha superato, dai, perché stiamo rientrando, piano piano. Con una mescola anche inferiore rispetto a questi, Quindi non male, bravissimo. Quelli può avere un bel sorpasso, grandissimo sorpasso. Un po' aggressivo forse, ma buono. Stiamo prendendo un po' di ritmo magari. C'è la zona punti da superare Pippo. Quel porco di Pippo. Ok, Pippo Massa da superare, ma siamo meno di metà gara. Ok, tanti vanno nei box adesso e siamo noni. Nona posizione, però con Perez ci ha recuperato. Devo fare il rischio su Perez. Devo
provarci contro l'uomo di casa del Gran Premio, grandissimo. Ok, ottavo, abbiamo perso 2 posizioni rispetto al sesto posto, insomma, che avevo ottenuto con la partenza, dopo la qualifica 14esima, insomma. Per gli altri sono là, ragazzi, guarda che stiamo recuperando bene. Vabbè. No, lungo qua, lunghissimo, purissimo, levissimo. Però non stiamo andando male, dai. Siamo in remontata. Il distacco dalla vettura davanti è 0,5 secondi. Qualcuno sta rallentando però i primi, perché è impossibile, c'è quel trenino, veramente se ne stanno dando di santa ragione. Noi siamo con Pippo. Noi siamo con Pippo, però c'è anche Perez, c'è Pippo e Perez. Questo è brutto, eh? Adesso Perez mi supera. Il Kuma riesce a tenere la posizione abbastanza bene. Che sofferenza. Siamo in box, ultima sosta, provo le soft. Speriamo bene, ragazzi, se no so cazzi, è ufficiale. Vai. Super soft, medie e soft. Mamma mia, 17esimi. Bene. Molto bene. Andiamo di miscela grassa e vediamo se riusciamo a recuperare una gara veramente che mi sta sui maroni. Quest'anno non va proprio. Adesso non mi ricordo l'altro anno cosa ho fatto, ma non mi sembra un gran risultato. L'obiettivo è fare almeno 1 o 2 punti, vediamo se scrivere almeno nono o decimo. Speriamo, ragazzi, speriamo. Devo fare tanti giri con queste soft. Ma non sono convintissimo di riuscire in questa cosa. Vedremo. Vedremo. Cerco di dare il massimo, poi il resto ci vedrà. Tanto una monoposto ai box, una sola. Palmer ai box, 16esimo. Vediamo la proiezione che mi danno anche ai box. Intorno finestra pit stop 33-35. Quindi in realtà non sono neanche loro sicuri che questo treno possa finire la gara. Dio Cristo, allora è finita. Che palle però. Vabbè, sì, arrivo proprio al limite teoricamente. Ho bisogno di un'altra safety car, non posso sperare in queste cose, però. Speriamo bene, solo questo posso dire. La possibilità di andare a punti è molto remota, vi lo dico, fioi, è molto remota. 13esimi. Non riesco a prendere Palmer con le medie, cioè, non è possibile, però dai, cazzo, per piacere. Almeno Jolion, che mancano troppi giri, 12 giri alla fine, fioi.
E siamo già al 17, ma dai! No vabbè, questo mi sembra un po' stracciata, però in 2 giri si sono usurati al 17%, no vabbè, è finita sicuramente, fioi. Non ho parole, non vado più ai box, mi interessa, vado a farò la gomma. No, non è possibile però, dai! Se me ne frego, guarda, mamma mia. Ho rischiato veramente il disastro. Non è possibile, cazzo, non è possibile un'usura così. Altro, non arrivo neanche al 33esimo giro con questa usura, cioè è impossibile. Ragazzi, tra safety car e vado ai box. Subito ai box provo le super soft, ma comunque la vedo una cosa abbastanza impossibile. Tanti rientrano. Siamo noni, almeno 2 punti, cazzo. Attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Dai, che forse nessun ritiro, comunque è pazzesco. 2 safety car, ma nessun ritiro. Questo è molto curioso. Mamma mia, che gare, fioi. Che gare strane, però adesso è una super soft, perché non riusciremo mai a prendere i primi, questo è sicuro. Sarebbe bello averci tutti qua, ma eccoli qua i detriti. E adesso vediamo se riusciamo a recuperare, ma la vedo molto difficile. Comunque noni siamo noni, questo è importantissimo, siamo anche di culo dai alla fine. Non riusciamo a prendere assolutamente le prime posizioni, troppo distanti siamo. Andiamo a vedere quanto sta dentro la safety car. Dobbiamo sperare tanto. Vai, come abbiamo le super soft, cazzo, dopo veramente potrei fare il miracolo. Non posso preservare le gomme chiaramente perché devo tirare a cannone per rientrare, eh. Mamma mia, fioi, che gara, fioi, questi ultimi giri. Che Formula 1. Cosa ci ha regalato la Codemaster? Ce la possiamo fare, come ce la puoi, ce la devi fare. Ancora. Prego, non rientrare, ho bisogno di un altro giro, ho bisogno di un altro giro. Sto tirando come un disperato. Non rientrare, cazzo, non rientra per fortuna. E allora ce la possiamo fare. E allora tutto è ancora da scrivere in questo Gran Premio. Abbiamo un rettilineo di svantaggio, ma che adesso recuperiamo, secondo me. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Le gomme sono al 16. E non so quanti hanno le soft, mamma mia che occasione che ho. Troppo indietro, che spo. Accelera un po' per favore, devi essere a una distanza massima di 10 Mica provo anche. Dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Siamo arrivati, siamo arrivati. Adesso la tensione è altissima, raga. Eccoci qua, tutti insieme appassionatamente. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione, Sì, ma non mi interessa niente della pioggia, non mi interessa niente. Eccoci qua. la safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene espulso.
Va bene. in questo giro. Va bene, porco. Io ho la miscela migliore. Ho la miscela migliore. Attenzione, problemi per qualcuno davanti. Ricciardo fuori. Ricciardo fuori. È anche incredibile. Ha recuperato la posizione. La distanza dal primo è 4,1 Mamma mia, ragazzi, Ricciardo fuori. Ma possono superare Darianto. Darianto che ha le medie, cazzo, con la mano. Mamma mia. Succederà di tutto adesso, io vi avverto. No, fioi. Questa... No! Non ci credo, vorrei un po' la lettone, ancora! Per la mia foga di merda. L'anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Sta succedendo di tutto. Ricciardo ha rotto il motore. Siamo quarti, incredibile gara, incredibile, però purtroppo ho rotto la lettone. E neanche poco. No, fioi, no, potevo vincerla, Dio Cristo. Non la tengo più. Non la... non la tengo più come prima, non ci credo. Cosa ho buttato via ancora? Con le soft, con le super soft, Cristo santo. Con la possibilità di tenere la miscela grassotta. Però ragazzi è incredibile essere quarti, eh. È incredibile anche essere quarti, dovevamo essere felici. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Qua mi superano. Un esterno spaventoso nel cume. Che prova a tenere. E la tiene, mamma mia che ultimi 2 giri. Là c'è casino, c'è bagarre davanti. C'è bagarre davanti. Mamma c'è bagarre. Mamma c'è il bagarotto. Dai come. Sì, Rosberg è in strafuga. Incredibile Nico che vuole comunque ancora dire la sua. Anche se ormai il mondiale l'ha vinto Gigi. Non la tengo più. Non la tengo bene. Vaffanculo, va io la lettone di merda. Che brutto errore per fare. Attenzione, ancora ci prova Raikkonen. Io faccio fatica a tenerla in pista. Buttata via la possibilità di andare almeno a podio. Vittoria no, perché Rosberg è troppo forte. Però ho buttato via la possibilità di andare a podio sicuro. Era podio secco. Forse secondo posto. Vabbè. DRS consentito, ripeto. Questo non ci voleva. Consentito. Il distacco dal tuo compagno è 1. Stiamo attenti, stiamo attenti. Andiamo a tenere con lui con i denti il quarto posto. Buono. Però sento troppo il lettore è andato, se lo sento tantissimo. Mamma mia che gare, mamma mia che gare. Ricciardo che rompe tutto a 3 giri dalla fine. Mamma mia che sfida con Kimi. Oddio, problemi alla power unit. Problemi alla power unit per il Kume. La power unit ha perso potenza. Mamma mia, ultimi giri troppo da infarto. Qua festeggiano tutti ma il Kume non ce la fa più. Mamma mia che sfida! Che sfida con Kimi! Vado largo, 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 largo! Raikkonen ce la fa! Raikkonen ce la fa. Problemi per il Kuma incredibili, però va bene che è quinto posto, fioi. Mamma mia ragazzi, che ultimi giri. Rosberg vince doppietta Mercedes. Va bene il quinto posto. 10 punti importanti, mi mantiene ancora benissimo.
Molto bene, 206 a 174, grandissimo Kume. Nella costruttori siamo sempre terzi, ormai sarà durissima, ma quasi impossibile. E niente Fio, un saluto dal comandante veneziano. Mamma mia, gara epicas. Ciao!